Ragazzi di Generazione Non Stop, noi siamo con Francesco di Amici. Ciao Francesco. Ciao, un saluto a tutti i telespettatori. La prima volta in Sicilia? No, assolutamente, non è la prima volta né quest'anno né negli anni passati. È la prima volta che vengo in veste di cantante, insomma. In realtà io ho già fatto diverse tournée teatrali con diversi musical in Italia. Ho già fatto il Massimo a Palermo e il Politeama a Catania. Quest'anno però insomma è capitata questa cosa di Amici e quindi sono molto contento di ricapitare nelle piazze, invece questa volta invece che nei teatri nei palasport, e insomma nelle piazze e nei locali c'è un po' un ambiente differente, quindi è un'esperienza ancora differente. Ok, noi siamo curiosi di sapere le tue esperienze all'interno della scuola, no? Sì, si instaurano dei rapporti molto belli che poi vanno tra noi ragazzi, che poi vanno anche al di là delle telecamere e della durata del programma, sia nel mio caso sia con alcuni altri ragazzi della trasmissione, tipo Mario, Luca, e anche con Pamela, soprattutto con Pamela, e poi Esperienze anche positive e negative con i ragazzi? Negative, oddio. Noi nella prima parte del programma sai che c'è questa cosa per cui noi abitiamo nel residence, no? C'è questo residence vicino agli studi di Cinecittà in cui noi stiamo, e è successo un po' il contrario, nel senso che le camere che inizialmente erano state fatte con le varie coppie di ragazzi in realtà poi sono diventate le coppie di persone che più si odiano tra di loro. Ovviamente non vi dirò con chi stavo io di camera. Vabbè. Però vabbè, è successo un po', è successa questa cosa buffa che poi nel corso del programma è appunto successo che chi doveva legare, perché appunto stava di camera insieme, in realtà è successo l'esatto contrario di quello che si legava con altri di altre camere, esatto, magari. La persona con cui è legato di più, a parte i ragazzi, oppure dimmi i ragazzi, allora, e poi bisogna fare un po' una divisione tra quello che sono i ragazzi e poi i professori, perché comunque con i professori c'è un rapporto diverso inevitabilmente. Io allora guardando ai professori sicuramente ho legato molto col maestro Vesticchio, che tuttora ringrazio, che è stata la persona che mi ha voluto lì dentro e anche la persona con cui sto collaborando tuttora per una serie di concerti. È stata una sorpresa Gabriella Scalise perché non la conoscevo ed è stata veramente una sorpresa scoprirla sia come professionista che come persona. Tra le altre cose mi ha scelto come suo ospite per una serie di concerti che sta facendo in Italia, appunto in cui lei è protagonista e io faccio appunto l'ospite, quindi è stata una cosa molto carina. Sicuramente grazie di Michele, è stata una mamma preziosissima, importantissima, una persona preparatissima e veramente una bella persona dal punto di vista umano. E con i ragazzi? Con i ragazzi, allora sicuramente Mario, perché vabbè eravamo molto amici dentro, una persona molto semplice ma allo stesso tempo ricchissima, è veramente una persona carinissima. E poi vabbè Pamela, abbiamo legato, lavoriamo tantissimo insieme ed è veramente un piacere sia stare sul palcoscenico con lei che poi farci delle grandi risate a fine serata. Quello che nasce all'interno poi è amicizia, è amore, è un po' di tutto, nel senso che ovviamente essendo tutti ragazzi, stando tanto tempo insieme, perché noi stiamo insieme per tutte le 8 ore della scuola, ci si conosce bene insieme, comunque. Mangiamo insieme, è un po' uno stress, devo dire, a un certo punto uno ha un po' la voglia di dire ma vorrei stare un po' da solo. In realtà nascono dei rapporti molto belli, sia di amicizie, anche abbastanza inaspettati, nel senso che stando poi lì dentro uno pensa che appunto non possano nascere dei rapporti reali, dei rapporti insomma abbastanza anche importanti. E poi parliamo di Francesco nel futuro, vediamo cosa c'è, proiettiamoci un po' nel futuro di Francesco. Allora, a questo momento attuale ci sono in ballo un sacco di cose per la prossima stagione e questa cosa mi fa particolarmente felice. C'è la possibilità di un musical, sto lavorando ad un progetto discografico molto grosso per Sanremo e per questo ringrazio anche da adesso le persone che mi stanno aiutando e parte dei professori della scuola che sicuramente sono importanti e mi sostengono tuttora. Forse verrà fuori una fiction, ma sono veramente ancora dei punti di domanda. 2 parole su Maria De Filippi, naturalmente. È una persona molto carismatica, diciamo che le aspettative che uno ha vedendola dallo schermo, poi vedendola da vicino, è veramente una persona di grande talento e sicuramente una persona molto intelligente che è cosciente di saper fare molto bene il proprio lavoro. Saluto tutti i telespettatori di Generazione Non Stop e vi mando un abbraccio.